Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per aver accettato questo invito, grazie ai giornalisti presenti, grazie a chi ci sta seguendo da casa, grazie anche agli esponenti e rappresentanti delle associazioni di categoria, delle remiere, ai vari amici e anche ai rappresentanti dei circoli del territorio veneziano per essere venuti. Oggi presentiamo un progetto di legge sulle imbarcazioni storiche, dove sono primo firmatario, ma è stato con molto entusiasmo e convinzione condiviso anche dalla capogruppo, la consigliera Vanessa Camani, che è qui e la ringrazio per il sostegno durante tutto l'iter della legge, dalla collega Chiara Lusetto e dalla collega Francesca Zottis, qui presenti in aula, che ringrazio. Ci terrei, prima di iniziare la conferenza stampa, a ringraziare in particolar modo, oltre a Cesare, importante consulente del gruppo a titolo gratuito nella sottoscrizione del testo di questa legge. Vorrei ringraziare anche la dottoressa Gallinaro, che ha lavorato moltissimo per la sottoscrizione di questa legge, quindi segno anche di attori che si sono messi intorno a un tavolo nella convinzione di fare una legge utile che potesse servire, non una legge bandiera da lasciare priva di evoluzione. Entriamo nel merito della legge. Noi, contestualizzando dal punto di vista storico su come arriviamo a scrivere questa legge, c'è una legge regionale del 1996 dove la Regione Veneto ha promosso la tutela delle imbarcazioni tipiche della Laguna di Venezia con l'allora legge regionale 1 del 16 gennaio del 96, dove ha istituito un marchio collettivo per le imbarcazioni in legno tradizionali. Successivamente ci sono stati dei fondi straordinari nel 2010, dove la Giunta regionale ha istituito un fondo straordinario per valorizzare il patrimonio culturale delle imbarcazioni in legno, che però ha avuto solamente un valore triennale per il 2010, 2011 e 2012. Successivamente c'è stata un'espansione della voga alla veneta e la pratica della voga alla veneta si è diffusa non solo a Venezia, ma si è diffusa in tutte quelle che sono le località della nostra regione che vedono vicino dei corsi d'acqua, dei fiumi. Infatti ci sono remiere in tutta la regione del Veneto e addirittura l'espansione della tradizione della voga alla veneta si è diffusa anche in Italia e in molte parti d'Europa. Quindi un patrimonio culturale nostro che parte da Venezia e raggiunge ogni specchio d'acqua all'interno della nostra regione, motivo per cui abbiamo esteso il concetto di imbarcazione veneziana anche in quella che è la tutela delle imbarcazioni venete che si apprestano a fare la voga veneta all'interno del bacino dell'Alto Adriatico, proprio perché è un'impronta culturale, quella della voga alla veneta, che ha saputo con la sua tradizione conquistare in maniera naturale tutti quelli che sono gli spazi antigui e non solo a Venezia. Gobbo va. Faccio un attimo, lo faccio da qui che abbiamo il gobbo lento. Gli obiettivi della legge sostanzialmente sono due, dopo entreremo nel merito. Il primo è la tutela delle imbarcazioni, ovvero l'idea di istituire un registro pubblico con registrazione ed emissione di una targhetta di riconoscimento. Il secondo è la valorizzazione dei mestieri e quindi la promozione delle competenze artigianali e professionali di quelli che sono i mestieri che sono alla base di quella che è la voga alla veneta e delle imbarcazioni tipiche storiche della Laguna di Venezia e della regione del Veneto. E la terza, un passaggio molto importante, che è l'erogazione di contributi per il supporto alle attività legate a tutto quello che è il mondo delle attività didattiche, di costruzione, di riparazione, di mantenimento e di manutenzione delle imbarcazioni. I contenuti della legge sostanzialmente si possono riassumere, avete delle slide all'interno, in due filoni. Parte del primo filone è le società remiere. Infatti la legge l'abbiamo concepita volendo esprimere un'attenzione inedita nei confronti delle società remiere che sono in possesso di imbarcazioni tipiche per la voga veneta, perché non si può pensare che ci sia la voga veneta senza le imbarcazioni tipiche venete e veneziane e senza che si tengano in considerazione elementi come le remiere che molto spesso, pur in carenza di fondi, si fanno carico di mantenere questo patrimonio a titolo privato, pur essendo un patrimonio collettivo anche dal punto di vista culturale.
e quindi ovunque esse siano le società di Voga alla Veneto, le remiere nel territorio regionale, e quindi non più limitatamente alla laguna di Venezia e di Caorle, ma appunto per quella che rappresenta oggi questo tipo di specificità e di tradizione si ragiona su scala regionale. E dopo il registro pubblico. Il registro pubblico è lo strumento che ha l'obiettivo di fare il censimento delle imbarcazioni tipiche di Voga alla Veneta esistenti in tutto il territorio regionale, che è uno strumento utile a monitorare una specificità che qualifica l'offerta culturale della nostra regione e, diciamocelo pure, esula in qualche modo quello che è un fenomeno che negli ultimi anni abbiamo visto rincorrersi, dove molto spesso tu costruivi una barca tipica veneta in plastica e quella era una barca tradizionale veneta. La barca tradizionale veneta deve avere dei requisiti se vuole rientrare all'interno, altrimenti sarà sicuramente una bella barca, ma non sarà una barca storica e tradizionale della Voga alla Veneta. Il secondo sono i contenuti della legge che creano la certificazione di un marchio e l'iscrizione al registro pubblico, che apre la possibilità futura anche di imporre alcune osservazioni tecniche di costruzione adeguate e di concorrenza filologica nella realizzazione. Alcuni tipi di imbarcazione non possono essere realizzati in tutti i modi e alcune imbarcazioni mediante anche la rispondenza a piani di costruzione ufficiali, perché ultimamente succedeva che qualsiasi persona riuscisse a imitare qualcosa che fosse di vicino a un'imbarcazione tipica della laguna di Venezia veniva catalogata un'imbarcazione tipica veneziana, e questo non può più essere. C'è una tradizione, c'è una traduzione di squeri, squeraioli, mestieri che hanno reso la Voga alla Veneta quella che dopo, come dicevamo, si è ingrandita anche su scala europea. E dopo c'è la Federazione di Voga alla Veneta. Infatti la nuova legge sullo sport priva le remiere e le associazioni remiere di Voga alla Veneta di un riconoscimento ufficiale da parte del CONI. Alla luce di ciò crediamo che sia utile che la Regione Veneto assuma un ruolo di guida in questo settore, tutelandone sia la pratica che i mezzi. Entro nel merito negli ultimi 4 minuti di alcuni passaggi che mi ero segnato e che leggo per questioni tecniche, perché il tecnico è Cesare. A prescindere dalla questione del marco collettivo, noi ci poniamo l'idea con forza e necessità di dare un nuovo impulso al recupero di questo grande patrimonio, e di qui, diciamo, l'urgenza di approvare subito questa legge. Alla luce dell'innegabile espansione della Voga alla Veneta, che dicevamo prima, sia nella nostra regione che in parti d'Italia ed Europa. E noi vogliamo che la Voga Veneta assume un ruolo attivo nel rafforzare l'identità veneta, che passa anche attraverso la Voga Veneta, proprio perché senza barca tipica non c'è Voga alla Veneta. E quindi noi in questo modo chiediamo anche che ci sia una tutela del Made in Veneto in un prodotto che viene esportato fuori dal Veneto culturalmente e materialmente. Anche questa è una novità che non mira a ingrassare e cristallizzare l'evoluzione costante della tradizione, ma guarda piuttosto alla possibilità di tenere unite tutte le componenti interessate, dalla tutela pubblica alla costruzione, perché l'eventuale trasformazione venga in modo più possibile certificato. Come poi non vedere l'innegabile regia di questo progetto di legge che punta ad operare, a tenere insieme le varie realtà che si trovano coinvolte nella costruzione di un'imbarcazione, salvaguardare una forma di artigianato che va protetto e non va declinato nei manuali della storia, ma va tenuto attivo, ed è un artigianato che è antico quanto Venezia e che quindi la comunità del Veneto in questi anni attraverso quell'artigianato ha saputo sviluppare questo modello di imbarcazioni e voga ovunque nel Veneto ci sia uno specchio d'acqua vicino. Non va sottovalutato il potenziale aumento dell'utenza nautica attratta dall'acquisto di imbarcazioni in legno certificate che molto più spesso sul mercato vengono richieste. E poi vi è un elemento che va considerato, ovvero la riforma recente dello sport e l'introduzione del registro riservato alle società sportive professionali dilettantistiche, che è quello che dicevamo prima, dove il CONI tiene fuori questo tipo di realtà e noi crediamo che la Regione Veneto deve essere attore principale nel considerarle. Noi crediamo che il fatto di essere fuori da questa riforma alla Regione Veneto debba dare non un limite, ma debba dare un'opportunità per valorizzare quello che è il Made in Veneto. I vari articoli, insomma, sono nella cartellina e non mi dilungo. Questa è una legge dove noi chiediamo un impegno di 500.000 euro all'anno, che è un impegno che va diviso tra quelli che sono gli impegni di spesa nell'acquisto, negli investimenti, e quelli che sono gli impegni di spesa
per tutti quelli che sono i finanziamenti dell'identità. Perché guardate, abbiamo avuto il plauso di molte categorie su questa legge e le ringraziamo, perché anche l'idea che dopo gli istituti professionali, nell'alternanza scuola-lavoro, si possa riprendere un'alternanza scuola-lavoro in quelli che sono gli squeri del nostro territorio e possa creare di nuovo dei nuovi maestri d'ascia con un contributo regionale che li incentivi in questa pratica di alternanza scuola-lavoro, è uno stimolo anche per le associazioni di categoria. Chiudo dicendo che dal punto di vista culturale noi nel censimento della legge pensiamo di mettere non solo gli squeri ancora attivi, ma anche gli squeri che non ci sono più, perché sono elemento fondamentale del patrimonio culturale di Venezia, del Veneto e della Laguna Veneta, perché molti squeri che non ci sono più sono coloro che hanno lasciato un segno e che sono i detentori di quei progetti importanti che oggi declinano tutta quella che è la nautica di questo tipo, ecco, di imbarcazioni tradizionali. Io mi chiudo, do la parola a Cesare che entra nel dettaglio di quelli che sono gli articoli e vi ringrazio. Dunque, mi associo naturalmente a tutti i ringraziamenti che ha già fatto il consigliere Montanariello per quanto riguarda tutti gli stimoli che ho avuto anche nel dover mettere giù una legge che avesse un'idea di quello che era già stato fatto dalla Regione, la legge numero 1 del 1996 che è già stata citata, ma anche adeguarla a quello che sono poi i tempi che sono cambiati e che, mio Dio, a volte sono cambiati anche in peggio. Quindi una legge che non vuole arrivare dopo che i buoi sono scappati dalla stalla, ma una legge che, fatta in questo modo, può anche anticipare e guarda più avanti rispetto a quella che è la situazione attuale. La legge si divide in 3 parti fondamentalmente rispetto a quello che mi ha chiesto il gruppo del PD di elaborare per poi trasformarlo in questa forma legislativa. La questione del registro pubblico, la questione della certificazione della tipologia di imbarcazioni e poi i contributi. Questi sono i 3 pilastri che questa legge si propone di mantenere per sostenere un comparto che è un comparto tipico, è un comparto che richiede maestranze che siano preparate, è un comparto che richiede maestranze che sono preparate ma che non trova nella scuola sempre, e non potrà mai trovarla, la capacità di formare persone che siano in grado di costruire barche tipiche. Questo lo sappiamo, le barche veneziane non hanno un progetto di per sé, ma lavorano dall'idea alla realizzazione, come per esempio è la gondola. Il registro pubblico ci dà intanto un'idea, perché ci siamo chiesti, ma quante barche ci sono a Venezia, quante barche tipiche veneziane, ma anche no, ma che vengono vogate alla Veneta ci sono in questa regione? Non lo sappiamo. Si voga alla Veneta sul lago di Garda con le Bissa del Garda, il sindaco di Treviso vuole acquistare 3 gondole per farci fare i giri dentro i fiumi di Treviso, si voga a Padova, si voga a Monselice, si voga a Chioggia e si voga anche oltre la nostra provincia, Venezia, si voga anche a Rovigo, quindi all'Oreo dove andremo tra un po', e si voga sempre spingendo il remo in avanti, quindi il contrario di quello che è il sedile fisso. Però non sappiamo. Oggi potremmo chiederci qui in questo momento quante sono le gondole a Venezia, quelli più bravi diranno che sono 400 gondole perché si ricordano che ci sono 400 licenze di gondoliere, ma non conosciamo quante gondole hanno poi tutte le remiere che stanno attorno a questo sport. Vedere prima, capire quante sono le imbarcazioni, come va l'andamento di queste imbarcazioni che essendo in legno si consumano, ma soprattutto hanno bisogno di una costante manutenzione che, come ricordava prima il consigliere Montanariello, è una manutenzione che non riguarda nel 90% le barche in plastica, con un danno che poi le barche in plastica fanno al momento in cui devono essere smaltite, perché vi ricordo le barche in plastica non hanno alcun segno di riconoscimento del proprietario e vengono abbandonate spesso in laguna dove rimangono poi per qualche migliaio di anni. Il registro pubblico quindi ci dà la possibilità di dire finalmente quante sono le imbarcazioni, invitando i proprietari di imbarcazioni tipiche a iscriversi al registro pubblico. Il registro pubblico naturalmente può essere considerato anche qualcosa in fieri che può essere anche allargato nelle competenze. Perché? Perché poi si entra nella questione che riguarda la certificazione.
Ora, non esiste a Venezia, ma non esiste in tutta la regione, una certificazione ufficiale che dica come va fatta una barca. Non esiste una certificazione di come vada fatta una gondola, un puparin, una caorlina, una peata. Quindi la certificazione è necessaria, uno, perché i cambiamenti che poi vengono imposti alle imbarcazioni, e noi ne abbiamo, la gondola stessa, così come la vedete, è una modificazione che c'è avuta nel corso degli anni 60 dello scorso secolo, non era così nel 500, non era così nel 300. Quindi non siamo qui a dire che dobbiamo bloccare l'evoluzione dicendo va fatta sempre così e solo così, ma stiamo dicendo che se si deve fare una barca nuova è bene che questa barca nuova venga fatta da tutti, altrimenti, per chi appunto ha l'occhio, le gondole in acqua già oggi si distinguono apertamente rispetto a chi le ha costruite. E siccome la barca è un simbolo della città, dovrebbe essere un simbolo quanto più possibile uguale per tutti. Ma non solo questo. Quando si costruisce una barca tipica veneziana, e noi abbiamo tutti i disegni che sono depositati anche al Museo Storico Navale, che permettono quindi di costruire questa barca in una maniera che sia filologicamente storica, non è obbligatorio seguirla. Quindi noi corriamo il rischio non solo di perdere la manodopera quando si tratta di costruire barche tipiche, speciali, come sono la gondola e il puparin, che hanno il lai, quindi il fianco sinistro, che è più lungo di 20 cm rispetto al fianco opposto. Ma siamo nella condizione di non sapere poi che fine fanno queste barche che vengono costruite, quindi la sua certificazione potrebbe essere, avendo il registro pubblico questa possibilità, anche poi, come posso dire, e come abbiamo previsto, una forma quasi di marchio senza che sia imposto, visto che l'Unione Europea non è mai sufficientemente contenta quando si parla di marchi, perché parla sempre di una questione di lavoro che viene protetto troppo. Però se tu vuoi fare una barca, un'imbarcazione di un certo tipo, ricorri ai disegni, ricorri ai progetti che sono depositati presso il registro pubblico. Una volta che hai fatto quella barca, viene ascritta come barca tipica veneziana. La questione terza poi è i contributi. I contributi sono invertiti rispetto alla legge del 1996. La legge del 1996 parlava di un marchio per squeri e cantieri navali che costruiscono barche in legno. Poi sono successi problemi e anche proteste, perché poi questi marchi venivano dati un po' a tutti, anche a quelli che poi hanno dovuto cominciare a costruire barche in plastica, però facevano una volta all'anno una barca in legno. In questo caso il contributo viene dato a chi è in possesso dell'imbarcazione e, dovendo fare manutenzione, riparazione o anche costruzione, si rivolge allo squero e al cantiere navale. E non è una cosa da poco, perché chi pratica la laguna, chi pratica il mare, insomma, sa che molto spesso, e anche oggi a Venezia c'è un posto in cui succede questa cosa, molto spesso le barche vengono alate, vengono pulite e tutto quello che rimane del residuo va in acqua. Sarebbe proibito dalla legge, ma siccome si fa rapidamente in un paio di ore, questa cosa succede. Questa forma di contribuzione quindi vuole anche rimettere un po' in carreggiata la questione, poiché riesco a tirare all'aria la barca almeno una volta in 6 mesi. Si mette appunto in sicurezza l'ambiente, avendo gli squeri, i cantieri navali, per obbligo di legge e per sorveglianza del magistrato alle acque, l'obbligo di trattare le acque reflue in un modo che è completamente diverso rispetto a come si faceva, e io me lo ricordo quando ero bambino, e si andava sulle secche, si dava il batti e barca, si puliva il fondo e tutto restava là. Quindi un rispetto anche nei confronti dell'ambiente. L'altra cosa importante è che era prevista anche nell'altra legge, e noi l'abbiamo ripresa qua in maniera diversa perché poi sono cambiate queste cose, la possibilità che la contribuzione abbia un plus quando vede coinvolti i ragazzi principalmente dell'Istituto Nautico, ma comunque delle scuole professionali, ma comunque di chiunque poi potrà fare dei corsi professionali per fare questo tipo di cose. Perché? Perché la prova che abbiamo avuto negli anni precedenti, come sul terzo soccorso anche, di portare i ragazzi dentro lo squero, dove non imparano certamente in 3-4 mesi a fare una barca, ma già distinguono la differenza che c'è tra scopa e chiave inglese, quando ritornano allo squero, molti di questi ragazzi sono stati assunti. Perché? Perché rientrano in un ambiente che conoscono, che riconoscono, che sanno come stare, e quindi non danno a chi costruisce barche l'idea di poter avere subito un lavorante, che è impossibile. In questo mestiere non si arriva subito a fare queste cose immediatamente. Però certo hanno la possibilità di avere di fronte persone e ragazzi che concepiscono e capiscono che cosa vuol dire barca, sancon, piana,
tutte queste cose qua che al momento fuori dalla scuola non avrebbero modo di fare. Non si limita questa cosa al nautico, perché non si limita a Venezia. Il bello di questa legge è che non guardiamo solamente a Venezia, guardiamo a tutta la regione. Belluno ha una bellissima scuola di falegnami. Ci sono stato, ne abbiamo parlato, loro costruiscono quello che richiede la provincia di Belluno, sedie, tavoli, cose bellissime, ma non hanno nessuna esperienza nel costruire barche, ed è abbastanza sintomatico se pensate che la maggioranza degli squadrioli che sono arrivati a Venezia hanno tutti delle Dolomiti. Quindi non è necessario sapere cosa è barca, è necessario sapere che cosa vuol dire muovere il legno. E sono cose che aprono la legge a capacità di stare assieme in esperienze diverse. Chi studia il nautico, e a Giorgio Cini, Lippiami, va a vedere cosa fa il falegname e viceversa. Ragioniamo non solo a livello retorico delle Dolomiti e di Venezia, solo sulla questione turistica, ma ragioniamo sul livello concreto e di anche futuro rispetto a questi ragazzi. Dico futuro, e poi credo che abbiamo finito perché so che mi ha detto che abbiamo solo 10 minuti. Il futuro in questo, sì, ci arrivo giusto, è una mia opinione naturalmente. 30 secondi. Grazie, è una mia opinione, ma che io credo sia un'opinione fondata e comunque sono sempre disposto a discuterne. Noi siamo nella quarta rivoluzione industriale. La quarta rivoluzione industriale sta portando la meccanizzazione dei processi di produzione. I processi di produzione meccanizzati espellono le persone dalle catene produttive e non c'è una società di servizi accanto che può fare come la terza o la seconda rivoluzione industriale, dove noi abbiamo avuto l'assorbimento delle persone. Le persone stanno a casa, trovano lavori precari, devono essere formate. L'artigianato invece può essere una sorta di, non dico espansione enorme da poter assorbire tutto, ma certo è un ambiente dove una macchina non arriva. E non arriva perché il lavoro artigiano è un lavoro che nasce dal cuore e dal cuore viene trasmesso alle mani. Se noi formiamo persone che sanno creare prodotti unici e anche costosi, che poi quello che faceva Venezia, non avevamo a Venezia un settore industriale, si aveva un settore artigianale molto evoluto. Se gli artigiani riescono a riprendere fiato e formare nuove leve di artigiani, non saremo certo in grado di prendere tutti quelli che perdono il lavoro nell'industria, ma certo avremo modo di dire in quella parte là sicuramente la macchina mai ci metterà mano. In questa fase quindi anche su questo formare nuove leve che abbiano questa capacità, magari non faranno barche, faranno altre cose, ma è una forza che abbiamo e che è molto radicata nel Veneto. Devo finire perché mi dicono che devo finire, ringrazio ancora soprattutto, ripeto, il gruppo del PD che mi ha dato questa opportunità di collaborare con un'idea che avevano già, io ci ho solo messo un po' di quello che ho imparato in 61 anni di vita e chiudo l'intervento. Grazie Cesare. Ringrazio Cesare e ci tenevo a stare nei tempi perché vorrei un saluto dalla capogruppo che vorrei ricordare che si è spesa insieme ai colleghi Zottis e Luisetto su questa legge perché lei ha rivendicato che hanno il museo della navigazione lagunare a Battaglia Terme, che l'Università di Padova voga e che a Monselice si voga, e quindi richiederei anche alla capogruppo, dopo ci sono i giornalisti, se vogliono fare delle domande, qualcuno che ci sta seguendo da remoto, al limite me le scrive, gli rispondo da remoto, e dopo vorrei ringraziare qui anche il collega di Consiglio regionale Pietrangelo Pettenò, che insomma è venuto a trovarci oggi, ed è importante per noi insomma scrivere una legge sapendo che sotto alcuni aspetti va anche ideologicamente in continuità con quelle che sono le attenzioni per alcuni anni che ci hanno visto precedere la nostra attività, così come ringrazio Sandro Nordio che è venuto qui con la sua esperienza di rappresentante del trasporto in Confartigianato, in Lega Coop, ma ringrazio Tommaso, Alda, Alberta, Dario Giglio, la Remiera di Malcontenta, Strozzi, e ringrazio particolarmente Capo Bussetto che è lì, io lo chiamo capo perché lui era il capocantiere quando io ero un marinaio alla CTV, quindi insomma quindi ecco un ringraziamento un po' a tutti, chiedo scusa se ho scordato qualcuno, ma siamo emozionati e corti nei tempi, e ringrazio davvero Vanessa per aver permesso al gruppo di mettere tra gli obiettivi da portare a casa prima di fine legislatura anche questa legge. Dopo Vanessa, se ci sarà da litigare, divideremo i compiti. Ma... Grazie a Jonathan, questo è un progetto di legge nel quale crediamo molto.
Primo perché è difficile dire di no a Jonathan e quindi finché non è riuscito a fare esattamente quello che lui voleva rispetto a questo ambizioso progetto di legge, ci ha insomma coinvolti nel tempo. Ma alla fine invece siamo convinti che questo progetto di legge sia importante perché dimostra che l'identità veneta non è una bandierina che dobbiamo sventolare sotto elezioni per far vedere che siamo meglio degli altri, ma che è un elemento costitutivo del nostro territorio e che si costruisce proprio sulla sapienza, sui saperi, sulle capacità dei nostri artigiani. Quindi è la nostra modalità di interpretare il nostro essere veneti attraverso il richiamo ad una storicità che però attraverso la capacità e le competenze dei nostri artigiani, lo diceva benissimo chi mi ha preceduto, può diventare uno strumento attraverso il quale il Veneto può competere con le sfide che abbiamo davanti nel futuro. Quindi questo non soltanto è un progetto di legge nel quale tutto il gruppo crede molto, ma che chiederemo alla maggioranza che ci governa di trasformarlo in legge nei pochi mesi che ci separano dalla fine della legislatura. Noi siamo pronti anche domani mattina. 500.000 euro li troveranno, insomma. Noi siamo pronti, siamo convinti che li troveranno, insomma, li spendono su altre cose meno rilevanti. E noi siamo pronti domani mattina a chiedere la calendarizzazione in commissione di questo progetto di legge per provare a portare a casa entro la fine dell'anno prossimo l'approvazione, perché è un tema fondamentale attorno al quale, lo dicevamo bene prima, tutto il Veneto può trovare una sua nuova funzione. Quindi grazie ancora Jonathan, vi lascio se ci sono domande. Grazie tecniche, Vanessa. e buon lavoro. Sull'importo dico una cosa, guardate che in un periodo dove si mette 1 milione ad alcuni servizi importanti e le leggi partono sempre con un budget che nel tempo, per esempio nelle scorse leggi, avevano reso talmente inaccessibile la legge ai fondi, che i fondi venivano dati al Comune di Venezia, ma c'era una maglia talmente articolata per utilizzarli che non venivano utilizzati. 500.000 euro all'anno è la cifra giusta in un momento storico dove i soldi per i servizi essenziali a volte sono anche meno in alcuni capitoli. Per partire è evidente che dopo è tutto in mano a chi è fuori da questo palazzo, perché se lo strumento lo riesce a far funzionare diventa difficile dire di no ad uno strumento che mette insieme Made in Veneto, tradizione, e che mette insieme pezzi di cultura a tutti i livelli. Quindi credo che 500.000 euro sia una grandissima cifra ogni anno per partire e dopo, come in alcune leggi, si raddoppiano o si dimezzano in base a quella che è la capacità di spinta del territorio fuori. Se i giornalisti hanno domande? Ok, grazie. E so che voleva dare, se c'è un microfono, un minuto a Petenoce, a Sandro Nordio, Tommaso Bortoluzzi. Fate voi. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Nordio. Io, come diceva Jonathan, grazie della citazione, seguo il comparto trasporto persone e quindi sono particolarmente attento a quello che succede in acqua. Ho fatto parte della commissione moto ondoso del Comune di Venezia e quindi tutto ciò che naviga a mio giudizio va valutato correttamente. Innanzitutto grazie dell'invito e dell'iniziativa, perché credo sia una cosa importante. Il registro, io vengo fuori da una richiesta specifica fatta per il registro delle imbarcazioni a motore del Comune di Venezia, che non sa quante barche quotidianamente girino per la laguna, quindi parlare di moto ondoso, non sapere quante barche, che tipologie ci sono e quali motorizzazioni hanno, dà il senso di quanto indietro siamo, pur parlando da 4 decadi almeno di questo. Quindi istituire un registro delle imbarcazioni tipiche veneziane da voga veneta credo che sia un segnale preciso e puntuale di cosa ha bisogno la città. La città ha bisogno di numeri per programmare e il registro è un elemento che serve alla programmazione sia dal punto di vista della gestione storica e quotidiana delle imbarcazioni, ma sia anche di capire poi dove queste imbarcazioni sono e dove insistono nel territorio. Quindi bene, è una buona iniziativa. Sento parlare molto di voga alla veneta. Io, da vecchio sostenitore della vela al terzo, credo che nella vela al terzo ci siano delle imbarcazioni tipiche che meritano, e suggerisco che meritano la stessa attenzione, o comunque di essere in qualche modo attenzionate. Ritrovo la dottoressa Gallinaro, che
sulla quale abbiamo lavorato con la legge 63 del 93 e la legge 22 del 96, mi fa particolarmente piacere di trovarla e di vedere che siamo qui tutti assieme per tentare di dare delle risposte a questo territorio. Bene, la questione dei contributi, ripeto, potrebbero sembrare poco, ma intanto abbiamo un capitolo di spesa e abbiamo una voce di bilancio. Poi sarà la politica, qualunque essa sia, che in futuro attenzionerà questo aspetto economico che è fondamentale. Bene il portare i contributi sulla manutenzione, sul fatto che siano i cantieri tipici a fare questa manutenzione, quindi diciamo così, di legarli al territorio, a specificità. Ho sentito parlare di artigianato, parlare in modo veramente corretto e spassionato, e ringrazio l'interlocutore che di questo ci dà uno spiraglio di cosa può essere una soluzione rispetto all'intelligenza artificiale e quello che arriverà. Non basterà, perché non basterà, però il giacimento culturale che noi abbiamo in questo ambito lagunare, ma lo abbiamo anche in altri settori del Veneto, quel giacimento culturale ci permetterà di continuare a estrarre saperi, conoscenza e quindi di stare nella modernità che ci aspetta. Grazie. Grazie Sandro. Grazie per il tuo contributo. Sì, grazie per l'invito e complimenti al gruppo del PD, Jonathan, ai consiglieri che l'hanno sottoscritto, che hanno portato avanti questa bellissima iniziativa, a Cesare che non può che aggiungere competenze a tutto questo percorso. Io da cittadino veneziano, ma di terraferma, più avvezzo a usare la macchina, lo scooter, la bicicletta, più che le barche, però quando ero in consiglio mi sono innamorato un po' di questo tema e quindi per esempio l'articolo 81 legge finanziaria 2010 l'avevo proposta io, e con quale intento, che infatti volevo intervenire anche sulla legge per la valutare, verificare eccetera. L'obiettivo era quello della valorizzazione, quindi benissimo tutto il testo della legge, registro idem. Quando me ne ero cominciato a occupare 20 anni fa, avevo scoperto che regioni tipo la Sicilia, va bene, regione autonoma, aveva il registro immateriale di beni, per cui è addirittura un registro simile UNESCO, diciamo così, delle imbarcazioni tipiche, e tante altre regioni l'avevano, il Veneto non ce l'ha, quindi bene introdurlo, ci mancherebbe. La finalità di quell'articolo 81 che avevo nella mia testa era questo, che si è provato a immaginare, fra l'altro ottenendo anche dei cospicui finanziamenti allora, cioè 300.000 euro per fare una prima fase di un museo delle imbarcazioni tradizionali che ha fatto sì che a Venezia, dove trovare un posto dove sistemare una barca in disuso piuttosto eccetera non è semplice, quindi si è portato a Forte Marghera. Poi c'era una seconda fase che doveva proseguire, poi sono arrivati quelli che non è che non conoscono la barca tipica, non conoscono neanche Venezia, per cui per loro era una roba misteriosa e hanno perso i soldi, hanno restituito i soldi alla regione che erano stati ottenuti, quindi davvero una farsa più che anzi una tragedia. Però l'intento qual era? Le imbarcazioni tipiche, bene, giustissimo anche quello di capovolgere questa questione rispetto al possessore di barca che ottiene finanziamento, perché deve essere, diciamo così, incentivato a mantenere, perché il problema poi delle imbarcazioni tradizionali, storiche in legno, eccetera, è il problema del mantenimento, cioè va bene sportiva, va bene quella al terzo, diceva Sandro, cioè, tutte queste cose benissimo, poi ci sono delle imbarcazioni in legno che sono possono essere utilizzati a fini turistici e noi ne abbiamo e si usano, solo che sono dentro un alveo un po' particolare normativo che andrebbe verificato. I Bragozzi nella laguna, a Chioggia piuttosto che altrove, sono utilizzati ed è tutta una normativa molto complicata. Le licenze che vengono date, non ho studiato prima di arrivare, quindi non so gli aggiornamenti, però le licenze rosse, una volta si chiamava quello che era, sono in capo alla regione, quindi a fini turistici, se tu vuoi mantenere un'imbarcazione di un certo tipo che ha una possibilità anche di finalizzazione di carattere economico turistico, tu devi dare la possibilità che queste barche vengano utilizzate e producano un reddito per essere mantenute, altrimenti, quindi questo è un aspetto da verificare secondo me nei testi della legge, in modo da introdurre anche questa possibilità. L'altro elemento che vedo è quella, per esempio, Voga Veneta, imbarcazioni tradizionali che fanno parte di una tradizione che risale alla Repubblica Serenissima all'inizio, poi ovviamente tutta l'evoluzione, però non sono solo da noi, non sono solo in Veneto come diceva Cesare, sono anche in tante altre parti del nostro territorio, sono anche oltremare.
E quindi c'è una questione che un po' sto seguendo da un po' di tempo, con Cesare abbiamo fatto qualche iniziativa, cioè quella di dire anche un aggancio a quella che è la storia di Venezia e la tradizione che viene mutuata, è stata mutuata e che ancora persiste in alcuni territori diciamo della Repubblica Serenissima. Quindi forse va in qualche maniera verificato anche la possibilità di un intervento di questa natura anche extra, diciamo, nazionale, oltre che Veneto, cioè quelli proprio di quello che sono, diciamo così, la storia di Venezia. Grazie Pietrangelo. Diciamo che come sempre quando presentiamo una legge siamo aperti all'ascolto, perché il momento più bello della legge è la presentazione, perché dopo durante l'iter stiamo già ricevendo anche da alcune associazioni di categoria degli arricchimenti su come lavorarla all'interno del percorso in aula. Ciò non toglie che, come ci ha dato una mano la dottoressa Gallinaro, recluteremo anche Pietrangelo Pettenò a darci una mano su questo e così verrà fuori, così come recluteremo il consigliere metropolitano Molena qui presente per fare da tramite con la città metropolitana, che a volte avrebbe bisogno di essere più in sinergia su questi temi con la Regione Veneto. L'ultimo intervento, dopo chiedo ancora ai giornalisti se vogliono chiederci qualcosa. Bortoluzzi, se c'è qualcun altro che voleva dire qualcosa, alzi la mano. Beh, innanzitutto grazie, perché come detentore di una barca, di una gondola a 6 remi e come praticante della vela al terzo, questa è una bellissima iniziativa. Sappiamo quanta passione Cesare ci mette sulle imbarcazioni storiche, sulla storia di Venezia e sulla voga. E grazie a Jonathan, perché ha preso in mano questo argomento con Cesare con capacità e con molta programmazione. E devo dire che a questo concetto va anche legato il concetto del moto ondoso, perché le imbarcazioni storiche oggi come oggi fanno molta difficoltà a Venezia a navigare, e quindi vi dico e vi invito, ci sarà una commissione in municipalità probabilmente la prossima settimana proprio sul moto ondoso per discutere di tutte le soluzioni possibili, e questo progetto dà un input alla conservazione e al mantenimento delle imbarcazioni storiche. E ricordiamo che il Comune di Venezia ha un'imposta di soggiorno che potrebbe essere un'ulteriore risorsa di 38 milioni di euro all'anno, e una parte potrebbe essere dedicata alla manutenzione e allo sviluppo dell'artigianato a Venezia. Quindi veramente un grande grazie, e noi come municipalità ci impegneremo su questa comunicazione. Grazie Tommaso. Faccio chiudere Cesare. Volevo dire l'importanza di questa legge. Qui ci sono gli amici della Rimiera di Malcontenta. Loro hanno un'imbarcazione che si chiama La Peata, che è l'ultima imbarcazione, credo una delle ultime, l'ultima imbarcazione di lavoro tipica, storica, tradizionale che è restata. Hanno trovato loro che hanno fatto un sacrificio enorme con delle risorse personali per poterla sistemare, non per renderla ottimale, per far sì che non vada in decadimento, ma capite bene che se a Malcontenta abbiamo l'ultima imbarcazione tradizionale di lavoro della Laguna Veneta, non possiamo come Regione Veneto promuovere il Made in Italy e dopo girarci dall'altra parte e pensare che il Made in Italy si sviluppa solamente con cemento, strade, collegamenti, e dopo alla fine non ci chiediamo forse cosa serve trasportare su quelle strade se la nostra cultura va. E guardate, io ringrazio anche la Remiera di Malcontenta che è qui oggi, perché farsi carico di un'imbarcazione così grossa da lavoro, l'ultima che è rimasta, con soldi personali per poterla salvare, vuol dire che forse sono più eroi loro della cultura di tanti altri assessori in questo palazzo che la cultura la tirano fuori solo per prendersi 4 voti. Quindi grazie anche Dario, grazie al vostro lavoro. Io chiudo, lascio la parola alla sezione giornalisti e chiude Cesare, quindi se volete fare prima le domande poi chiude Cesare. Prego.